Calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica in diretta alle 19 su Video Mediterraneo, canale 11, l'ho già detto, siamo terribilmente in ritardo, perdonateci sia dal punto di vista di redazione, qui abbiamo il nostro Alessio che dietro le quinte fa un lavoro straordinario, ma anche con i nostri ospiti insomma, a cui ho dedicato poco tempo, perdonatemi, vi rinvito, qui abbiamo il mister del Marina di Ragusa e poi invece a Catania abbiamo mister Garofalo del Lineri Mister Bianco. Allora Giovanni, tra poco ti chiamerò in causa perché ci dovrai raccontare questa bella stagione che comunque state vivendo a Mister Bianco, però prima, lo avevamo già anticipato la settimana scorsa, dato che i campionati sono fermi e poi non ho capito perché questi 15 giorni di riposo e anche più, diamo subito lettura velocissima dei 4 gironi di prima categoria che non abbiamo diciamo, elencato la scorsa settimana, cioè i girone A, B, C e D. Sì, Ettore, intanto saluto. Hai un minuto e mezzo, Alessio. Saluto tutti i nostri telespettatori con l'ausilio della regia che manda le classifiche. Cominciamo a parlare del girone A, che è il girone che vede la nuova Sancis capolista a 41 punti, inseguono Ares Menfi e Sparta Palermo a 3 punti di distanza. Ancora aperti i giochi. Sì, ricordiamo che si è ritirata l'equipe comprensorio Palermo, quindi nessuna retrocede direttamente. Il Pro Villabate e l'Avvenire sono indirizzate a fare lo scontro play-out. Girone B invece. Nel girone B la lotta a 2 tra Bolognetta e Prizzi. Il Bolognetta è reduce dalla vittoria per 2-1 a Bagheria e scavalca proprio il Prizzi che invece è stato fermato per 1-1 dal più modesto Collesano. Comunque il calendario è per entrambe complicato e sarà per la una zona lotta... retrocessione vedo che comunque ancora c'è un po' di guerra. 2 punti, 5 squadre, chiedo scusa, in 2 punti e bagarre per evitare i play-out. Perfetto. Andando al girone C, 2 settimane fa lo scontro al vertice tra Polisportiva Parma e Canicattì è finito per 1-1, ne ha approfittato il Ravanusa per agganciare il Canicattì a quota 39, rimangono entrambe a -5 dalla Polisportiva Parma, 5 punti che comunque in 6 giornate non significano promozione, certo, in cassaforte. È vero, è vero. Concludiamo con il girone D, il girone che vede il Barcellona Pozzo di Gotto ormai padrone, 9 punti di vantaggio sull'Acque Dolcese, quindi promozione se non in cassaforte quasi poco sicura. Ci manca. Guardiamo il distacco che c'è fra Acque Dolcese e la terza in classifica, sono 14 punti di distacco, quindi in questo momento niente playoff, andrebbe a fare lo scontro con la vincente dei playoff del girone C. Perfetto, sei stato bravissimo e velocissimo, ti ringrazio. Grazie. Allora, io devo subito parlare intanto con Giovanni Gurrieri perché insomma questo vostro gruppo, questa squadra del Marina di Ragusa è già da parecchi anni che tenta di salire, quest'anno potrebbe essere l'anno buono. Nel frattempo faccio vedere, se non sbaglio, la schermata del girone H, no? Sì, quello di prima categoria, così abbiamo modo di parlare anche con il mister del Marina di Ragusa. Ma diciamo che noi ce lo auguriamo perché si gioca sempre per vincere e quindi di conseguenza ce lo auguriamo. È anche vero che non ci siamo attrezzati all'inizio del campionato per raggiungere questo obiettivo. L'amministrazione vi aiuta perché qui ormai stiamo parlando tutti di amministrazione comunale che devono aiutare le squadre. La lasciamo in pace l'amministrazione. Benissimo, perché ha altri problemi. Quindi... I costi sono anche un po' più semplici. Senza dubbio, senza dubbio. È vero, Noi è vero. abbiamo avuto alcune opere di manutenzione al campo a Marina per quanto riguarda la rete di recinzione. Sì. Quindi per quest'anno possiamo stare... Che problemi piccoli che avete voi. No, è bello così. Avremmo... Lo spirito del dilettantismo è anche questo, Giovanni. Ci piacerebbe comunque avere a disposizione senz'altro una struttura in sintetico perché ancora abbiamo il nostro campo in terra battuta, però è ovvio che stiamo lavorando, però chissà, mai dire mai, anche in questo senso, in modo tale che qualcuno si accorga di noi per... Allora vincete il campionato, così avete la possibilità di, insomma... Senza dubbio può essere battere i pugni sul tavolo. Può essere un buon viatico. Eccola qua la classifica del girone H, New Team Ragusa che come abbiamo detto già potenzialmente la settimana prossima potrebbe avere già vinto il campionato. Probabile. E poi c'è questo Florenza che è una neopromossa, New Pozzallo, e questo Marina di Ragusa che con 33 punti potrebbe dire la sua, no?
La classifica è un po' anomala, nel senso che possiamo ambire anche al terzo posto perché abbiamo il New Pozzallo a sole 3 lunghezze. E quindi ancora abbordabile. Ma ci dobbiamo guardare anche dietro perché vedo un Real Avola. Comunque vada, è altre... un campionato positivo, dai. Sì, Real questo Avola senza lo dubbio. incontrerete proprio la prossima settimana. Prossima settimana, sì. Abbiamo Quindi è un domenica... crocevia importante per voi. Sì, abbiamo partita in casa parecchio tosta, come si suol dire. Perché... Giovanni Garofalo, invece adesso parliamo del tuo girone, di questo Lineri Mister Bianco che insomma tra la sorpresa generale c'è stato un momento che ha fatto parlare alla grande, no, del vostro gruppo, tanti risultati positivi, poi c'è stato un leggero appannamento che vi ha fatto un po' attardare. Guardiamo anche insieme a te la classifica. Credo che comunque sostanzialmente è comunque un campionato positivo. Questo è invece del girone H, l'altro girone, il girone G se non sbaglio, no? Esatto. Il girone G. Giovanni. Sì Ettore, hai letto bene, abbiamo avuto un periodo di circa 14-15, adesso non ricordo, risultati utili consecutivi e abbiamo speso tanto anche perché la maggior parte di questi risultati sono venuti in rimonta, in inferiorità numerica e quindi abbiamo speso tante energie psicofisiche e ci hanno chiaramente fatto arrivare a 2 partite fa, la partita al derby un po' stanchi. Questa è la classifica, Giovanni. Adesso però sicuramente questa pausa è caduta a pennello perché stiamo recuperando energie e quindi sono convinto che in questo rush finale insomma daremo battaglia a tutti perché vogliamo cercare di chiudere nella migliore posizione possibile e andare a fare questi playoff nella miglior posizione possibile che poi alla fine era un po' l'obiettivo che ci eravamo dati a inizio stagione E quindi sostanzialmente siamo soddisfatti. Sostanzialmente quindi la stagione comunque può ritenersi positiva anche dal punto di vista personale, no? Insomma hai portato un gruppo interessante, hai lavorato molto bene e credo che comunque anche la società ti è stata vicina, insomma ti ha messo a disposizione tutto quello che poi tu in fondo hai chiesto, no? Sì, te l'ho portato, come tu sai c'è un gruppo di giocatori storici diciamo che mi segue spesso. Non sono di tua proprietà, Buon Aiuto, Crimi eccetera e poi ho trovato lì dei giocatori altrettanto speciali come in testa Musumeci e Capitan Liccerdello, sono stati, si è creata veramente una unione tra questi 2 gruppi e sono diventati adesso un gruppo unico, stiamo veramente passando dei bei momenti insieme e anche la società mi è sempre molto vicina, qualsiasi cosa, qualsiasi problema c'è, cerca sempre di risolverlo nel minor tempo possibile. Quindi una bella stagione, sì, devo dire una bella stagione. Perfetto. Molto positiva. Giovanni, io purtroppo, e ti chiedo scusa così come chiedo scusa anche a Salvo Castorini e anche a Giovanni Gurrieri, oggi un po' la trasmissione ha visto una scaletta completamente rivoluzionata perché c'è stato questo incontro telefonico con il sindaco di Modica per i problemi che abbiamo già detto, però vi prometto, e voi sicuramente ne sarete anche ben soddisfatti, ritornerete a penalty perché insomma voglio darvi più spazio, voi siete una bella realtà sia per quanto riguarda Mister Bianco, Marina di Ragusa, ma anche AC Sant'Antonio, che insomma fa piacere ospitare all'interno di penalty. Quindi intanto ti ringrazio per la tua partecipazione con una prossima promessa appunto di rivederti di nuovo qui a penalty. Grazie a Giovanni Garofalo. L'ultima battuta la voglio fare anche con Salvo Castorina. Salvo, stagione prossima, stagione intensa, probabilmente si cambia la casacca. Che dici? Ma penso proprio di sì. Comunque, ci sono dei cicli che finiscono e quindi credo che l'anno prossimo si ripartirà da qualche altra parte o quantomeno si inizia, se non si dovesse trovare nulla all'inizio si aspetterà e poi vedremo il da farsi. A meno che ad Sant'Antonio cambia qualcosa. Succeda qualcosa di bello e diverso e quindi va bene. Okay. Si possa fare calcio per come sono le mie idee. Ti ringrazio Salvo Castorina, direttore sportivo dell'ACI Sant'Antonio, colgo l'occasione anche per salutare e ringraziare Giovanni Gurrieri del Marina di Ragusa, prima categoria, ritornerete in campo settimana prossima col Real Avola, sperando insomma di raggiungere questi sospirati ennesimi playoff, che questa volta siano quelli positivi. Quarti di fila. Anche per Giovanni chiaramente rinnovo il prossimo invito nelle prossime settimane per continuare a raccontarci questa bella favola della Marina di Ragusa. Allora mi avvicino
adesso al qui presente Alessio Patti, che ringrazio, sei stato come al solito straordinario dietro le quinte, perché c'è un lavoro di redazione non di poco conto su tutto, e quindi tu sei sempre un grande artefice. Voglio ricordare che tutti i risultati che abbiamo sin qui insomma elencato, dal campionato CND sino al campionato di prima categoria, sono già online presso il sito newssicilia.it, e quindi insomma potete visionare il tutto. E a questo punto mi posso avvicinare a Jessica, perché oggi ci dobbiamo congedare da Jessica, purtroppo. No, come purtroppo? No, nel senso che Purtroppo che Jessica chiaramente non... insomma ci Vuol congediamo. dire che allora mancherò a qualcuno. Mancherai dai. qualcheduno, però stai tranquilla che sicuramente ti rivedremo. Ti attende una laurea importante, e quindi noi ti auguriamo a questo punto tutto il bene possibile. Grazie, è stata essere- penso un'esperienza comunque È positiva, stata no? una bellissima esperienza, infatti volevo ringraziare tutta la redazione di Video Mediterraneo, da Alessio Patti, Mario Cardone, Francesco Casicci, il nostro Rudy Zerbi della situazione e ovviamente se me lo permetti ti voglio dare un bacio qui in diretta grazie, davanti grazie. a tutti. Allora, è una persona fantastica, Ettore Tortorici mette mettiamoci cuore, qua al centro, ecco. mette cuore e anima davvero in questa trasmissione che va a bomba. Grazie. Allora rimani qui così Sì. insomma diamo modo di chiudere la puntata alla grande. Tu hai già elencato i ragazzi della redazione, però Sì. io volevo salutare e ringraziare chiaramente la regia di Catania con Guido Messina, la regia anche di Modica con Carmelo Gennaro e Renato Scollo, e rinnovare l'appuntamento con Penalty alla prossima settimana alle 19 in diretta sul canale 11 appunto di Video Mediterraneo. Voglio anche ringraziare naturalmente Fulvio Begherucci, Angelo Pandolfo e naturalmente anche Play Village, nonché La Touch, che è una delle nostre produzioni. In bocca al lupo, crepi il lupo, e con te ci rivedremo prestissimo. Sicuramente. E quindi a questo punto la prossima settimana scopriremo una nuova penaltina. Arrivederci, a fra 7 giorni. Ciao.